Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Targatosà. Incidente mortale ieri sera ad Eboli in via Pertini nei pressi della farmacia comunale, dove un'auto ha travolto due uomini. Emiliano Moscato, 47 anni, di Campagna, è morto sul colpo. Nell'impatto Moscato ha riportato gravi lesioni alla testa e agli organi interni. L'uomo è rimasto sull'asfalto privo di vita. Ferito e sotto shock l'altro uomo di Campagna che era in compagnia della vittima. Ed ennesimo episodio di violenza ieri sera in pieno centro ad Eboli. Una donna, mentre stava camminando in via Gramsci, è stata raggiunta alle spalle da due giovani che l'hanno strattonato e le hanno strappato la collana d'oro che indossava. La signora ha reagito urlando e attirando l'attenzione dei passanti, mentre i malviventi sono fuggiti via. Un altro scippo del tutto simile a quello di ieri sera era stato messo a segno martedì sera ed era stato arrestato con l'accusa di tentata rapina in concorso con persona ignota, ma in realtà anch'egli era una vittima. Non ha dunque avuto il ruolo di palo nel tentativo di rapina ai danni della gioielleria Margherita. Dopo aver trascorso 2 giorni in cella, Antonio Del Ninno, 40enne imprenditore salernitano, è tornato in libertà perché si legge nell'ordinanza di scarcerazione. È del tutto inverosimile che abbia rivestito il ruolo di palo, risultando plausibile che di rientro a casa sia stato bloccato da uno sconosciuto e, paralizzato dal terrore di essere colpito, abbia eseguito suo malgrado gli ordini del malvivente per assicurargli la fuga. E ieri mattina mamme e cittadini in protesta contro la chiusura dei reparti di ostetricia e di pediatria dell'ospedale di Eboli si sono recati nuovamente presso la sede dell'ASL di Salerno, dove si è svolto un incontro con il direttore generale dell'ASL Antonio Squillante. Ieri mattina Squillante, soltanto dopo una lunghissima attesa, ha ceduto alla nostra tenacia e ci ha ricevuti. Ha commentato il sindaco di Eboli Martino Melchionda. Il direttore generale continua ad essere irremovibile, un vero e proprio muro di gomma, sembra non voler cedere su nulla. Noi continuiamo, ha detto Melchionda, a sostenere che le decisioni assunte sono sbagliate e che il piano ospedaliero vada rivisto. In ballo c'è la salute dei cittadini. Domenica 29 giugno alle ore 19 in Piazza della Repubblica ad Eboli ci sarà una manifestazione a difesa del nostro presidio. E a seguito dell'allarme destato dai furti avvenuti in 2 scuole salernitane negli ultimi giorni è stata intensificata l'attività investigativa della polizia. Già nella giornata di martedì scorso era stato individuato uno dei ladri che aveva agito all'interno del convitto nazionale Tasso, asportando tra le giornate di sabato e domenica il patrimonio informatico della scuola. Nel prosieguo delle indagini condotte dalla squadra mobile è stato possibile individuare altri complici che hanno partecipato al furto ed il ricettatore della merce rubata. Ritrovati anche i 17 computer rubati. E si terrà dal 2 al 4 luglio al campus di Fisciano la prima edizione della Borsa della Ricerca For Sud, evento unico nel panorama nazionale che prevede la realizzazione di oltre 700 colloqui di lavoro tra laureandi, laureati, dottori di ricerca interessati a fare scouting mirato per la propria attività. L'evento ospiterà oltre 70 imprese nazionali e locali, 130 laureati e dottori di ricerca. Gli oltre 250 delegati accreditati animeranno la 3 giorni con 700 colloqui di selezione e 600 appuntamenti. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.